Adesso è ufficiale, la Pro Favara nella prossima stagione agonistica 2024-2025 giocherà in Serie D, ovvero nel massimo campionato nazionale dilettanti. Non si chiamerà più Pro Favara, ma ASD Castrum Favara, in conseguenza del trasferimento del titolo dalla SD Canicattì e la conseguente nascita di una nuova società e una nuova sede. Il travagliato iter burocratico si è concluso l'altro ieri e sarà perfezionato con l'iscrizione al campionato entro questa settimana. La SD Castrum Favara disputerà naturalmente le partite interne allo stadio Bruccoleri di Favara. La prossima settimana sarà convocata una conferenza stampa per la presentazione del nuovo organigramma societario, del nuovo allenatore, da tempo circola il nome di Pietro Infantino, dello staff tecnico e della campagna abbonamenti. La società giallo-blu ringrazia la SD Canicattì Calcio per aver permesso la definizione del progetto calcistico 2024-2025. Subito dopo la cocente eliminazione dalla finale nazionale d'eccellenza per l'accesso in Serie D con il Pompei, la macchina organizzativa della Pro Favara si era rimessa in moto con l'obiettivo di puntare nuovamente al salto di categoria e lo ha fatto con immutato entusiasmo, percorrendo tutte le vie possibili, trovando nella sua strada il Canicattì, i cui dirigenti biancorossi, stanchi dopo 10 anni di sacrifici, senza la disponibilità di un proprio campo di calcio, avevano dichiarato che non avrebbero iscritto la squadra al campionato. Gli impegni ufficiali inizieranno con la Coppa Italia di Serie D che scatterà il 25 agosto, mentre il campionato prenderà il via l'8 settembre. Un campionato che si annuncia molto interessante per la presenza di società blasonate e di molte siciliane come Acragas, Licata, Nissa, Enna, Acireale, Paternò, Siracusa, Ragusa, Reggio Calabria, Nocerina e altre. Una sorta di derby ogni domenica nella quale adesso c'è a pieno titolo anche la SD Castrum Favara.